Come diceva prima il direttore generale di Ascotrade, questo è il primo degli interventi anche su tutti, mi pare siano 23 gli sportelli, e quindi creare anche un ambiente, come dire, piacevole, un ambiente pulito, un ambiente che rispetti anche tutte le norme e quant'altro, credo che sia un momento, diciamo, di attenzione anche all'utente, che non è solo un qualcosa, come dire, che un consumatore dei prodotti che vengono venduti, ma è anche, si vuole anche farlo come dire, coinvolgere anche nel far parte dell'intero progetto. Credo che anche su cose piccole, insomma, impegnative dal punto di vista economico, però diciamo di questo tipo, credo che manifesti l'intenzione che la società, il gruppo ha nei confronti dei territori e dei cittadini che abitano in questi territori. Per noi è molto molto importante, in particolar modo parlo come presidente di Asco Holding, ritengo che l'attenzione ai territori e alle persone che vivono nei territori sia una cosa determinante e importantissima. Non siamo delle onlus, nel senso che le aziende devono essere gestite dal punto di vista amministrativo, economico, con la massima attenzione, ma la holding in questo caso, beneficiando di tutte le aziende del gruppo Ascopiave, riesce a dare comunque al territorio, a ritornare una parte anche di quei denari che i cittadini spendono. Quindi buona accoglienza all'inizio, un servizio che viene dato al territorio, lavoro ai dipendenti, diciamo i dipendenti del gruppo Ascopiave sono circa 500 abbondanti, l'80% delle nostre zone, quindi ricchezza a un territorio, servizio al territorio, buona gestione dell'azienda, dividendi alla holding e la holding li ridà ai territori tramite i sindaci. Lo sportello è un luogo simbolico dove noi accogliamo i nostri clienti, è la casa dove noi mettiamo la faccia sulle cose che facciamo, ma soprattutto aiutiamo i clienti nel percorso verso la sostenibilità economica, quindi ridurre un po' i costi delle bollette, ma anche, diciamo, ridurre il peso sull'ambiente, perché tante cose oggi si possono fare e noi come azienda cerchiamo di aiutare i clienti in questo percorso, nel rendere più semplice questo passaggio. Lo facciamo con grande attenzione al territorio, la presenza fisica è un elemento importante perché abbiamo canali telefonici, digitali che aiutano i clienti che diciamo, magari vogliono fare cose più semplici, ma essere presenti fisicamente è sempre un modo per interloquire ed avere un rapporto molto più forte con i clienti. Lo facciamo qui, lo facciamo con Savno Servizi e ATS, quindi un punto unico per il cliente su tutti i servizi, energia elettrica, gas, ma anche acqua e rifiuti, e quindi un punto di contatto dove il cliente comodamente può gestire tutte le sue attività. La collaborazione è essenziale soprattutto per venire incontro agli utenti, una collaborazione che si concretizza da anni in questo sportello utenti condiviso, uno sportello che adesso intenderemo implementare attraverso uno sportello virtuale per consentire agli utenti di essere a contatto con ATS durante più giorni della settimana, e si concretizza anche sotto un altro pilastro che è quello delle opere magari non visibili, che sta concretizzando in una collaborazione nata alcuni mesi fa, che vede la sostituzione di alcuni chilometri di condotte idriche sul compressore del Montello insieme ad Ascopiave, che contestualmente sta implementando l'estensione della rete del gas. Penso che sia molto importante, ma non solo fra Ascotrade ma anche con ATS e con la Piave Servizi, perché siamo società pubbliche e serviamo gli stessi utenti che sono i cittadini dei nostri comuni, che sono i proprietari anche delle società, insomma. Noi non vogliamo le solite call center, al resto vogliamo il contatto diretto col cittadino, perché questo vogliono il Veneto. I veneti sono abituati a una stretta di mano, a guardarsi in faccia, e i contratti sono fissati. Noi vogliamo continuare questa buona tradizione. L'abbiamo ribadito anche oggi il fatto che Ascotrade insieme a Savno ATS condividano degli spazi per dare dei servizi ai cittadini, diventa molto più agevole proprio trovare delle informazioni e avere anche delle risposte. Con Ascotrade è fondamentale anche la collaborazione per aiutare quelle persone che si trovano in difficoltà attraverso un protocollo che è poi stato esteso a tutti i comuni della provincia, per trovare soluzioni di pagamento e di dilazione in questo periodo difficile, ma comunque anche per il futuro. Quindi ringraziamento per quanto si fa per far progredire questo territorio senza dimenticare il sociale.